I pazienti che hanno avuto un evento acuto, pensiamo a un infarto, un intervento cardiochirurgico, hanno fatto delle cose eccezionali, ma poi devono riprendere l'attività, devono riprendere una vita normale, devono riprendere una vita più sana. E allora vengono qui in cardiologia riabilitativa, dove c'è un sistema di persone che le seguono. Accanto a questo fa attività fisica in palestra. A questa attività riabilitativa a Jesolo si è aggiunto un ulteriore tassello che non ha eguali in Veneto, un nuovo percorso cardio-riabilitativo che si snoda nel parco dell'ospedale, collegato con i reparti di degenza e lungo circa 290 metri e intervallato da 8 aree di sosta fornite di macchine per svolgere attività fisica a varia intensità. Questo è un anello che passa attorno nel parco. I pazienti vengono controllati, monitorizzati, hanno una specie di monitor, di telemetro, un trasmettitore, trasmette battito per battito, vengono visti qui dalla centralina di monitoraggio e gli si dice ok, stai andando bene, continua così, dopo qualche seduta, bene, hai completato il tuo percorso. Inaugurato dal presidente della regione Luca Zaia e dall'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, il percorso vita è già promosso dai degenti. Io vengo da Campo San Piero. È una cosa meravigliosa, dallo staff, da tutti gli esercizi che ci fanno fare, dai fisiatri, dal primario, personale, tutti. È un bel percorso che dopo quando verrà con le piante, con l'ombra, sarà più bello ancora, però per adesso è bellissimo proprio, veramente. Ma non è tutto. Nell'unità di medicina fisica e riabilitazione è stato installato il camminatore antigravitazionale, una tecnologia sviluppata dalla NASA che integra un sistema di allevio del carico con tecnologia pneumatica Different Air Pressure.